Adesso è un grande onore invece dare la parola per un saluto da Venezia Capital, un rappresentante storico dell'indipendentismo veneto e di Venezia. È con grande gioia che vi domando un grande applauso ed ascoltare con grande attenzione il saluto di Franco Ottonello. Grazie, grazie. Bene, si sente bene, sì? Perfetto. Allora, ringrazio tutti e vi sentito che effettivamente abbiamo un parlare veneto a volte differenziato uno dall'altro. Ma è questo che è anche importante, che ogni veneto, qualsiasi angolo sia, abbia la sua storia, la sua tradizione, la sua lingua da salvare. E quindi da questo punto di vista, secondo me, secondo quanto che ritengo necessario e importante, è che i veneti, se tutti fratelli per ottenere un risultato, che è il risultato dell'indipendenza nella nostra patria, che effettivamente siamo riusciti in pochissimo tempo a ottenere la sensibilità di moltissimi, perché ha capito che effettivamente questa situazione in cui siamo capitati, siamo cascati, non è assolutamente più sostenibile. Mi pare che effettivamente anche chi che ne sta sentendo sia, per carità, sia chi che dovrebbe difendere in maniera assoluta questa situazione, che probabilmente spero che comincia anche a pensare che forse che c'è molta ragione su quello che noi altri stiamo facendo adesso, perché quello che stiamo facendo adesso è indubbiamente, come è stato detto da qualcun altro, per i nostri figli, i nostri nipoti e il nostro futuro, e per poter dare al Veneto, che è sempre stato onesto, lavoratore, altruista, a dare quello che è il suo diritto avere, quindi la libertà, l'assoluta gestione delle proprie cose, e quindi mi finisco con un Viva San Marco!